pioggia che tanto aspettavamo finalmente martedì 26 luglio c'è stata, con un'intensità variabile fra i 20 e i 60 mm di pioggia. È stata molto importante perché la siccità in questo periodo si faceva sentire e le viti avevano rallentato la propria fenologia. Le varietà precoci sono nella fase di piena impaiatura, le medie tardive a scalare. Data la siccità, l'assenza di pioggia, di fatto i sintomi di peronospora e di oidio sono stati molto scarsi, in alcuni casi assenti. Si vede invece, in maniera anche evidente, la presenza di mal dell'esca, di flavescenza dorata e legno nero. La carica di uva è nel complesso buona e quindi se ci fossero le piogge, che peraltro sono previste nei prossimi giorni, la situazione potrebbe ancora recuperare.